Buonasera! Stasera vi racconterò la tradizione di San Nicolò a Gemona. San Nicolò arriva ogni 5 dicembre per la gioia dei bambini, accompagnato dai santi del paese: San Michele, San Crocco, San Valentino, San Giovanni, Sant'Agnese, San Cristoforo e Santa Lucia. La prima apparizione di San Nicolò fu nel 1951, organizzata proprio per la sera del 5 dicembre, vigilia della festa del Santo, assieme a una distribuzione dei doni preparati per le famiglie. Nei primi anni la sceneggiatura era essenziale. San Nicolò veniva annunciato dal suono di qualche campanello e seguito da un paggio che guidava un asinello con due grandi gerle ricoperte di pacchi, distribuendo doni, regali e raccomandazioni. In seguito, visto il numero sempre crescente di bambini coinvolti, si pensò di organizzare una piccola rappresentazione, cui presero parte tutti i santi delle principali chiese gemonesi, da San Cristoforo a Santa Lucia, a San Valentino, a Sant'Agnese, che scendevano in corteo dal Colle del Castello al seguito del santo. La distribuzione dei doni avvenne nelle sedi più disparate, dal Teatro Glemonensis a Piazza del Ferro, a Piazza Garibaldi, alla Chiesa delle Grazie, alla loggia del municipio, ma sempre con grande divertimento e grande soddisfazione dei partecipanti e degli attori. A partire dal 1974, la distribuzione dei doni, prima riservata ai bambini delle scuole elementari, venne estesa anche ai più piccoli delle scuole materne, presso le quali San Nicolò e i santi si recavano a bordo di un furgone addobbato. San Nicolò è sempre stato atteso con grande entusiasmo da grandi e da piccini, accolto in maniere diverse, anche con splendidi spettacoli teatrali. Anche oggi lo aspettiamo con grande gioia, ma ora è arrivato il momento di ascoltare San Nicolò. Ciao a tutti, sono San Nicolò. Come sapete, purtroppo, quest'anno non possiamo vederci. Ho però saputo che siete stati tutti molto pazienti e molto bravi. Continuate così anche tutto l'anno prossimo. Vi faccio i miei migliori auguri di buone feste e vi mando un grande abbraccio. A presto!